Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Nuovo allarme, emergenza rifiuti per Catania e 200 comuni della Sicilia orientale, cancelli ancora aperti nella discarica di Lentini che però non reggerà per il conferimento per i prossimi 20 giorni previsti dall'ordinanza. La Regione è in cerca di soluzioni. Catania, nonostante gli appelli del sindaco Trantino e dell'arcivescovo Renna, la città affoga fra i rifiuti, vergognose le cartoline dalle vie Toledo e Calliope. Riciclaggio e bancarotta per favorire il clan a duro colpo nel catanese alla famiglia dei Pillera Puntina, 10 gli arresti. Palermo, nessuna traccia di DNA estraneo sulla fascetta stretta attorno al collo di Angelo Onorato. L'esito dei rilievi avalla l'ipotesi del suicidio, ancora ignote le motivazioni. 2 anni fa la scomparsa da Acate di Dauda Diane, l'operaio ivoriano, aveva denunciato la schiavitù dei braccianti africani. Il magistrato Bruno Giordano chiede che il 2 luglio diventi la giornata nazionale contro lo sfruttamento sul lavoro. Vincenzo è morto annegato e quanto emerge dai primi esiti dell'autopsia effettuata sul corpo del bambino precipitato nel pozzo. A Palazzolo Acreide tra giovedì e venerdì i funerali. Calciomercato, interesse del Palermo per l'ex rossazzurro Ghiomber, il Catania vicino ad Anastasio e D'Andrea. Ben trovati, rischia di esplodere da un momento all'altro. La nuova emergenza rifiuti, la discarica di Lentini, non riuscirà infatti ad accogliere in via provvisoria i rifiuti dei comuni del comprensorio per i 20 giorni come previsto da ordinanza emergenziale della Regione. Al momento però i cancelli sono ancora aperti e dagli uffici della Regione si cerca una nuova soluzione. Maglio Viola. Uffici regionali al lavoro alla ricerca di soluzioni tampone per evitare l'esplodere di un'emergenza rifiuti in piena estate. I dipartimenti regionali del territorio ed ambiente e quello dell'energia, acqua e rifiuti sono al lavoro congiuntamente per trovare dove collocare l'immondizia proveniente da 200 comuni della Sicilia centro-orientale dopo la chiusura della discarica di Lentini. Già oggi i cancelli dovevano restare chiusi per riempimento dei piazzali di abbancamento, ma si è riusciti a rinviare il problema di altre 24-48 ore. Tutto nasce dallo stop al TMB, l'impianto di trattamento dei rifiuti della discarica in amministrazione controllata. Mancano le autorizzazioni ambientali. Per fronteggiare l'emergenza generata sono state necessarie ben 2 ordinanze regionali che avrebbero dovuto dare 20 giorni di tempo per risolvere il problema. Invece la situazione è tornata a precipitare dopo appena 5 giorni. Sul tavolo ritornano le ipotesi di conferimento provvisorio a Enna o a Siculiana, mentre si spinge sull'acceleratore per il rilascio dei permessi ambientali che permetterebbero il ritorno alla normale attività quotidiana degli impianti di trattamento. Ma la soluzione ancora non c'è e intanto scoppia la polemica con le opposizioni che attaccano proprio i 2 dipartimenti regionali, già al centro delle critiche anche del governatore Renato Schifani nei giorni scorsi. Nel frattempo l'emergenza incombe e il caldo certamente non aiuta. Montagne di spazzatura, siamo a Catania e nonostante gli appelli del sindaco Trantino la città affoga fra i rifiuti. Sono davvero vergognose le cartoline che vi mostriamo dalla via Toledo e Calliope, dove nel fiume Acquicella, pensate, è finita addirittura un divano in pelle. Tonino De Mana. Da un lato il mare, dall'altro la montagna. Di spazzatura. Mentre si susseguono gli appelli al decoro con il sindaco Trantino e l'arcivescovo Renna impegnati in prima linea a catechizzare i cittadini, Catania continua ad essere invasa dalla spazzatura che aumenta di volume con il passare dei giorni. Da queste parti regna l'anarchia, la spazzatura viene più bruciata che raccolta. Ci troviamo in via Toledo, non distante dal Dipartimento Servizi Sociali del Comune di Catania, e quella che vi mostriamo non è una strada, tra l'altro chiusa al traffico con tanto di cartello crivellato di colpi, ma una mega discarica dove si trova davvero di tutto. Impossibile fare un elenco, ma la tipologia di rifiuti è davvero ampia. Si scarica di tutto. Qui da noi puoi trovare di tutto. Io abito qui di fronte al primo piano e non esco dal balcone da tanti mesi, da parecchio, anche perché è abbastanza schifoso. Diciamo che dall'altro lato abbiamo una vista meravigliosa, abbiamo il mare,
e poi dall'altro lato c'è questa schifezza. Non parliamo poi dei topi che ci sono, penso che ce ne sono a milioni, e non ci facciamo mancare nulla. E aggiungo anche moscerini e zanzare che in questo Infatti momento ci stanno infastidendo, sì. Ci spostiamo più a nord per trovare la famosa via Calliope, dove le telecamere dei sistemi di videosorveglianza del comune di Catania non hanno, a parte qualche eccezione, risolto il problema. Cumuli di immondizia, mobili, scarti edili e pezzi di auto invadono la sede stradale, ristretta sempre più, persino all'altezza di una curva già di per sé pericolosa. Oltre al guardrail è ancora peggio, visto che la discarica si estende sulle sponde del fiume Acquicella che scorre accanto al cimitero. Ed ecco la ciliegina sulla torta, un bel divano bianco nel fiume. Abbiamo documentato tutto, questo oggettivamente mancava. Adesso due notizie dalle agenzie. Ad Agrigento, a San Leone, nel tratto di mare antistante un locale al lungomare Falcone e Borsellino, è annegato un uomo di 57 anni, Giuseppe Russo, di Porto Empedocle. Il mare oggi è molto agitato con raffiche di burrasca, sono intervenuti i soccorsi ma inutili si sono rivelati appunto i tentativi di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il cadavere, ma anche i carabinieri. Si trova invece ricoverato in condizioni gravi ma stabili al reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina un bambino di 4 anni caduto accidentalmente in una piscina di un agriturismo a Caronia, dove si trovava in vacanza con i genitori, una coppia straniera. Secondo una prima ricostruzione il bambino sarebbe caduto in acqua mentre giocava a bordo piscina. Maxi operazione della Guardia di Finanza a Catania, 10 persone arrestate, per loro le accuse sono di bancarotta e riciclaggio per favorire un clan mafioso. Marco Carli. Un filo conduttore portato avanti allo stesso modo per anni. Svuotavano società fallite e le ricreavano da altre parti, anche con lo scopo di favorire il clan mafioso Pillera Puntina. La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato 10 persone, 4 sono finite in carcere: Antonio Alfio Messina, Antonino Zingale, Silvestro Zingale e Santofino Chiaro, e 6 ai domiciliari. L'accusa: bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dal metodo mafioso. L'operazione è stata denominata appunto filo conduttore e ha visto impegnati oltre 60 militari delle Fiamme Gialle. Disposto anche il sequestro preventivo di beni nella disponibilità degli indagati per 1.250.000 euro. L'inchiesta è partita dal fallimento a fine 2018 di una società a responsabilità limitata di Pedara che operava nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti telefonici. 3 degli attuali indagati erano stati accusati di aver sottratto il patrimonio aziendale a beneficio di una nuova società con sede legale a Trecastagni, sempre riconducibile alle stesse persone. La ditta di Pedara era ormai gravata da ingenti debiti erariali per circa 8 milioni di euro. Successivamente, nel 2021, le Fiamme Gialle Etnee hanno svolto ulteriori indagini, scoprendo il medesimo schema di svuotamento dell'operatività aziendale a favore di 2 nuove realtà imprenditoriali. Una a Mascalucia, sempre nel catanese, avente come socio unico un uomo legato da stretti vincoli parentali con la famiglia Pillera, e un'altra, una ditta individuale, con sede a Mister Bianco, che secondo l'accusa sarebbe riconducibile alla medesima compagine gestionale del gruppo Zingale. Le stesse aziende sarebbero state inoltre utilizzate alla stregua di strumenti di riciclaggio per immettervi beni e i proventi oggetto di distrazione a danno delle società successivamente fallite. E si trova ricoverato al Trauma Center dell'ospedale Carnizzaro di Catania un noto ginecologo catanese che è stato ferito con un colpo di pistola a una coscia durante una rapina avvenuta questa mattina mentre si stava recando al lavoro in una clinica nel capoluogo etneo. Mentre usciva dalla sua abitazione in auto, la sua macchina sarebbe stata affiancata da uno scooter con 2 persone a bordo che gli avrebbero intimato di consegnargli il suo Rolex. Sembra che la vittima abbia reagito, poi uno dei 2 ha esploso un colpo di pistola che ha ferito il medico. Dopo essersi fatti consegnare l'orologio sono fuggiti. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta. A Messina, dopo una violentissima rissa notturna sulla Riviera Nord, si torna a parlare di movida e sicurezza. Approvato questa mattina il regolamento sulla installazione delle videocamere di sorveglianza, che saranno oltre 1000. Sentiamo Francesco Triolo.
Una rissa violentissima fuori da un lido della Riviera Nord di Messina, con coinvolti oltre 20 giovani, e quanto si è verificato sabato notte, con scene di inaudita violenza, come si vede da un video che circola sui social e che è al vaglio delle forze dell'ordine che stanno ricostruendo i fatti ed identificando i protagonisti. Ad avere la peggio un giovane che è stato ricoverato in ospedale per i traumi riportati e dimesso l'indomani mattina. Sull'episodio indagano i carabinieri, che sono al lavoro per identificare i partecipanti e ricostruire la dinamica e il motivo. I militari stanno anche sentendo alcuni testimoni e l'episodio ha riacceso i riflettori sulla mala movida fuori dai locali notturni. Se ne è parlato anche questa mattina in commissione consiliare, dove all'ordine del giorno c'era l'approvazione del regolamento per l'installazione di nuove videocamere di sorveglianza, 1064, che saranno posizionate sul territorio cittadino e soprattutto nei luoghi della movida e sulle strade dove è necessario il monitoraggio, un aspetto, quello della violenza fuori dai locali notturni, che è stato sottolineato da diversi consiglieri comunali di Messina. Non c'è traccia di DNA estraneo sulla fascetta con la quale Angelo Onorato si sarebbe strangolato. Gli esami rivelano tracce dello stesso Onorato e dei soccorritori, così come nell'auto. Dunque questo è un altro elemento che avvalora l'ipotesi del suicidio, ma la vicenda continua a rimanere senza una spiegazione. Maglio Viola. Angelo Onorato, il noto imprenditore palermitano, marito dell'ex eurodeputata DC Francesca Donato, si è suicidato. Adesso l'ipotesi degli investigatori, già avvalorata dai risultati dell'autopsia, trova un'altra conferma dalle analisi del DNA sulla fascetta di plastica usata per strangolarsi. Sullo strumento di morte c'è soltanto il DNA di Onorato stesso e dei suoi soccorritori. Anche nell'auto all'interno della quale è stato trovato il cadavere ai margini della circonvallazione di Palermo non c'è traccia di lotta né di presenze estranee, così come l'autopsia aveva dimostrato l'assenza di violenza di qualsiasi tipo e persino l'assenza di una reazione dello stesso Onorato. Dopo aver stretto la fascetta al collo, non ha cercato in alcun modo di levarsela. Resta però il mistero sul perché. Dalle analisi su telefoni e tablet non risulta traccia di depressione né di una minaccia, come si era ipotizzato nella prima fase dell'inchiesta. Anche i file cancellati che sono stati recuperati non consegnano alcuna traccia utile agli investigatori. Resta solo la lettera lasciata all'amico avvocato con l'indicazione di consegnarla se gli fosse accaduto qualcosa e la testimonianza di un altro amico che racconta come a dicembre scorso Onorato volesse procurarsi una pistola. Tutti indizi, senza però una vera spiegazione. 2 anni fa la scomparsa nel nulla da Acate di Dauda Diane, operaio 37enne ivoriano, aveva denunciato in alcuni video lo sfruttamento dei ragazzi africani. Oggi il magistrato Giordano chiede che il 2 luglio diventi la giornata nazionale contro lo sfruttamento sul lavoro. Veronica Barbarino. Siamo trattati come schiavi, qui si muore. La denuncia era di Dauda Diane, operaio 37enne ivoriano, mediatore culturale e linguistico, sparito nel nulla il 2 luglio di 2 anni fa ad Acate. In uno dei video in cui denunciava in italiano e in francese la mancanza di sicurezza e la schiavitù dei ragazzi africani che lavorano lungo la fascia trasformata. Quel video è la sua ultima traccia e ad oggi nessun responsabile è stato individuato. La mancanza di progressi nelle indagini solleva seri interrogativi sulla giustizia e la sicurezza per i lavoratori migranti. Oggi il magistrato di Cassazione, già direttore dell'Ispettorato del Lavoro, Bruno Giordano, propone di dedicare il 2 luglio alla giornata nazionale contro lo sfruttamento del lavoro in nome di Douda, che aveva denunciato. Lui ha avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le condizioni di insicurezza e lo sfruttamento del lavoro che nelle nostre campagne, nelle nostre aziende, in molte fabbriche è diventata una vera e propria schiavitù, e questo sussiste anche per i riders, per i tirocinanti, per i praticanti, per gli stagisti. Tutto questo sta inquinando la nostra democrazia. Una giornata quindi per insinuare il dubbio e farci riflettere, chiedere verità e per rivendicare dignità. E un migrante è morto dopo dolori prolungati su un'imbarcazione in difficoltà, mentre le motovedette italiane presenti in zona non sono intervenute. È un'accusa che arriva dalla ONG SOS Humanity, che gestisce la nave Humanity One, accorsa a recuperare 186 persone a bordo per trasportarle a Catania. Nella ricostruzione della ONG, sabato scorso alle 17, il nostro equipaggio, si legge, viene a conoscenza di una barca in pericolo.
testimoni riferiscono che l'uomo è morto dopo dolori prolungati tra l'1 e le 2 del mattino, mentre 4 navi erano sul posto. E adesso alla tragedia di Palazzolo Acreide. Vincenzo è morto annegato. Primi esiti dunque dell'autopsia effettuata sul corpo del bambino precipitato nel pozzo artesiano. Si attende anche il sopralluogo dei RIS e tra giovedì e venerdì ci saranno i funerali. Tonino De Mana. Sarebbe morto per annegamento Vincenzo Lantieri, il bimbo di 10 anni precipitato giovedì scorso in un pozzo artesiano a Palazzolo Acreide nel Siracusano durante un campus estivo. L'autopsia durata 2 ore e mezza è stata eseguita da Francesca Berric, incaricata dalla Procura di Siracusa, alla presenza dei medici di parte nominati dalle 9 persone che sono state iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Si tratta del proprietario del terreno dove si trova il pozzo e stava avvenendo il campus estivo, dell'educatrice che si è lanciata nel tentativo di salvare Vincenzo e di altre 7 operatori presenti al momento della tragedia. A questo punto, in attesa del dissequestro della salma che potrebbe avvenire nelle prossime ore, i funerali potrebbero tenersi tra giovedì e venerdì. Intanto, la Procura di Siracusa ha incaricato i carabinieri del RIS di Messina ad effettuare un altro sopralluogo nell'azienda di Contrada Falabia in modo da poter eseguire rilievi scientifici nel pozzo. Con il supporto di un'equipe di psicologi saranno sentiti alcuni minorenni presenti quella tragica mattina al campus estivo per confrontare le versioni e soprattutto per ricostruire le ultime fasi di vita del piccolo Vincenzo, precipitato giù nel pozzo lasciando nello sconforto un'intera comunità. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, l'imponente serbatoio di acqua posizionato a circa 40 metri di altezza che si erge simile a un fungo tra il viale Tirreno e la via Santa Sofia a Catania, di proprietà dell'università, è stato totalmente ristrutturato, come vedete, dall'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Girodolico San Marco. È abbellito con un'opera di urban art a cura dell'artista Antonio Carmelo Barbagallo. Il tema dell'opera è un inno alla cura dell'ambiente. La struttura progettata e realizzata a metà degli anni 60, assicura oltre 600.000 litri di acqua al presidio ospedaliero e alle sedi universitarie. Prima dell'intervento di riqualificazione, l'intera area ai piedi della costruzione da tempo era divenuto ricovero di senza tetto e giovani tossicodipendenti. Sulle sue rive passeggiava Persefone. Oggi il lago di Pergusa, unico lago naturale dell'isola, è una pozzanghera a rischio estinzione. La siccità e l'incuria dell'uomo fra le cause. Lorena Dolci ne parlerà dopo il nostro telegiornale nel nostro Sicilia 24 Focus con Giuseppe Amato, Lega Ambiente Enna, Marco Greco dei Giovani Democratici di Enna e con il regista Fabio Leone. L'appuntamento dunque alle 14.30 su Telecolore e in streaming su siciliaweb.it. Potete inviare i vostri messaggi di testo alla linea WhatsApp 342 74 55 005. Adesso la musica, quella di Patrizia Laquidara, che torna protagonista in radio con Assa Benerica, un brano che fonde tradizione ancestrale con sonorità pop e influenze contemporanee. La cantautrice siciliana lo definisce un esorcismo musicale, un omaggio alla città di Messina e all'antica processione nella Vara che si celebra il 15 agosto. Eva Spampinato. Un esorcismo musicale, un canto dal procedere ritmato e rimato che segue lo stile spoken word postmoderno e fa rivivere il dialetto siciliano nel timbro della poliedrica cantautrice Patrizia Laquidara. Assa Benerica sappiamo che è una parola, che è una forma di saluto siciliana che in qualche modo sembra quasi una formula magica. Assa Benerica, questo è il titolo del brano, diventa il manifesto pop di una processione antica, la Vara, che si celebra il 15 agosto nella città di Messina. Pregando la santa, la folla
che avanza, batte e pulsa. La Vara perché è una processione a cui assistevo molto andavo ad assistere quando ero molto piccola. Si partiva da Vicenza e si raggiungeva a Messina, e io ricordo che da bambina ero molto affascinata da questo grande carro votivo che a un certo punto appariva sulla strada. Mi sembrava una cosa epica, una macchina epica e trionfale. Il brano, registrato e mixato a Lisbona, vede la collaborazione di Lorenzo Maragoni, campione mondiale di Poetry Slam, e del musicista, compositore messinese Tony Canto. Il video è stato girato proprio a Messina per rendere omaggio anche alla città di mio padre, una città che io amo. Poi c'è lo Stretto, che secondo me è uno dei panorami più suggestivi, più belli, ma non solo, anche mitologici che abbiamo in Italia. Ci fermiamo ancora, in chiusura il calciomercato delle squadre siciliane. Siamo tornati ancora, il calcio adesso, con il calciomercato già attivo ufficialmente da ieri, quindi secondo giorno. Vediamo come si stanno muovendo le siciliane. Marco Carli. Operazioni cominciate da poche ore, il tutto a qualche giorno dall'inizio della stagione per i club con il ritiro precampionato. Ecco perché questa fase è molto importante per mettere le basi, sempre stando attenti al budget. Il nome nuovo in casa Palermo è quello di Gjomber, ex Catania, ha risolto il contratto con la Salernitana, giocatore slovacco che ha partecipato anche agli europei e potrebbe rinforzare la difesa dei rosa. Dato per chiuso l'ingaggio di Nicolau, i rosanero non mollano la pista Ferrari, ma la cremonese è in vantaggio. Per il centrocampo le attenzioni sono ancora per Mazzitelli. 2 nomi su tutti al momento in casa Catania: Anastasio, il laterale mancino, ultima stagione alla Casertana, 2 gol per lui ma di proprietà del Monza, ed Andrea del Cirignola, accordo di massima già raggiunto come ammesso dal direttore sportivo dei pugliesi di Toro. E poi c'è la questione attacco con Lescano, Varela, ma anche altre piste battute da Faggiano. In difesa piace Di Gennaro, ma sul difensore della Carrarese ci sono anche altre società. Stessa situazione anche per Casasola della Ternana. In casa Messina proseguono le questioni societarie. Pietro Sciotto, come comunicato dallo stesso club, d'accordo con il gruppo anglo-americano che potrebbe rilevare il pacchetto di maggioranza, ha provveduto agli adempimenti economici di fine stagione 2023-2024. Potrebbe essere la svolta con il gruppo acquirente che indicherà il nuovo direttore sportivo. Le ultime voci parlano di un DS giovane che potrebbe essere affiancato da Rino Foschi come consulente. Il Trapani, dopo aver confermato Torrisi in panchina e Mussi come DS, dopo i tanti nomi già vicini all'ufficializzazione, fra cui Canute, potrebbe chiudere a centrocampo per Mastrantonio. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19. Vi lascio a Sicilia 24 Focus con Lorena Dolci. A tutti un buon pomeriggio.